Buongiorno a tutti, mi chiamo Guido Lucchini, sono il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pordenone, ma sono soprattutto un medico di medicina generale e poi divulgare i dati che raccogliamo, ma non divulgarli solo al mondo scientifico e al mondo amministrativo per vedere di allocare risorse. Dobbiamo divulgare soprattutto al cittadino e non avere paura se i dati sono antipopolari certe volte. Perché se io devo chiudere un pronto soccorso e vedo che nascono dei comitati contro la chiusura, devo poter dire al cittadino lo dobbiamo chiudere perché? Perché i dati dimostrano che in queste ultime 2 settimane di notte c'è stato solo un paziente e neanche urgente. Solo spiegando questo con i dati potremmo veramente arrivare ad una concezione di territorio organizzato come lo è. Buongiorno, Monica Ferragotto, assessore alla sanità Comune di Gemona. La parola Gemona penso che già riporti alla memoria di tutti le nostre battaglie. Io oggi sono qua a ringraziare l'assessore Riccardi per aver fatto questo, ma anche per ringraziarlo per tutti i momenti che è stato con noi. Colgo questa occasione di parlare a nome dei miei concittadini e penso che parlo anche a nome dei cittadini che fanno parte di tutti i comitati della Regione e chiedere per cortesia un incontro con i cittadini, perché non è vero che il cittadino non deve essere ascoltato. Il cittadino va ascoltato perché in fin dei conti il cittadino, quando si presenta davanti a una situazione di mala sanità o di problemi di salute dove deve combattere, e purtroppo con la riforma Serracchiani tedesca non esiste la centralità del malato. Il malato è portato in giro come un pacco postale. È un malato che deve subire l'attesa, e se non vuole subire l'attesa perché ha urgenza, perché quando uno sta male veramente, deve purtroppo recarsi al privato. Noi chiediamo veramente di essere ascoltati come cittadini, perché in fin dei conti noi cittadini paghiamo per la nostra sanità, paghiamo per la nostra salute. Ringrazio tutti i medici, il personale, gli infermieri che durante questi anni hanno veramente subito una riforma che li ha messi in una condizione di lavoro estremo. Chiediamo anche la possibilità che siano assunti nuovi medici, nuovo personale, perché così il cittadino non sia obbligato a recarsi anche fuori regione per una prestazione. Vi ringrazio. Grazie. Prego.